Allora, dicevamo, quando tu, ad esempio, vai con quella Samantha, come cazzo si chiama? No, con quella ragazzina, tu man mano che ti conosci con lei, i, i mattoncini, i, I pistoni. i pezzettini, vedi? Iniziano a intrecciarsi fra di loro e più vai avanti, fai conto, questo qua è il bacio, questo è sesso orale e questo è sesso. Tu arrivi ai baci, qua c'è il bacio a stampo, quando le lingue si incontrano, poi qua un po' di palpate e qua, boh, questo qua lo lasciamo via. Poi qua, il secondo livello, si raggiunge, qua si arriva, allora, secca di tarini, tette. Poi, terzo e ultimo livello, penetrazione. Penetrazione spagnola. E poi l'ultimo, ma non meno L'ultimo. importante. Pompino. Questa Ce n'è una quarta. sono le 3 categorie da 3 Ne livelli, manca una quarta. però manca la quarta. Che Si chiama sarebbe, la penetrazione anale. ecco, che sarebbe la penetrazione anale, E quindi? che è molto pericolosa per il cazzo, perché si possono ricevere delle malattie, perciò non fatelo a casa. Fatelo in office. E quindi? E quindi Fatelo all'esterno. questo cellulare ha la password. Dai! Eri all'intrecciarsi con le dita. Appunto, allora, vabbè, abbiamo finito, cioè, che cazzo. No, mancava l'ultimo. Ma no, che man mano che ci si conosce ci si avvicina con le dita, no? Beh, allora ti ho spiegato i livelli. Poi c'è la tecnica psicologica nel costringere una donna a fare quelle cose. Perciò tu tipo devi iniziare a... Praticamente quando ti incontri con una tipa devi fare così e se riesci a fare così Sì, bravo. con la donna del tuo territorio